No, I'm not a writer. Altri aggiornamenti, beh, diciamo che non è proprio una cosa eclatante, però per me è una cosa che ha il suo valore, il fatto di aver fatto crescere i capelli, no? Non è che mi piacciono, sto bene, no. Il fatto è che io da moltissimi anni ho sempre voluto provare ad avere i capelli lunghi, non averli, provare, no? E adesso, tac! E cosa succede? Ma sai, un po' dicevi, ma questo, quello, dopo non mi stanno bene, eccetera, eccetera, sai quando sei nella via di mezzo della lunghezza. Ma alla fine, niente, ho, come dire, esaudito anche questo mio piccolo, seppur apparentemente inutile, desiderio represso, no? Cioè sono quelle piccole cavolate, no? Che ti porti sempre dietro, ah io vorrei qua, vorrei là, è fallo, no? Cioè fallo, come quelli, vorrei buttarmi al bungee jumping, vorrei fare paracadutismo, è fallo, cioè io no, non vorrei, cioè proprio col cazzo, cioè ho sempre detto, beh in punto di morte sì, forse la sì mi butterei col paracadute, anzi anche senza paracadute tanto. Però no, sono uno zingaro strano alla fine, spericolato ma fino a un certo punto e zingaro fino a un certo punto. Vivo alla giornata ma fino a un certo punto, che significa? Sì, improvviso un po' il tutto, mi godo il momento e tutto quanto, però è vero anche che comunque io lavoro, ho sempre lavorato, lavorerò, cerco sempre di tenermi qualche soldino messo da parte, già con molta calma sto pensando al futuro camper, molta calma. Ho visto, c'ho i Challenger e i Chassons, là come cavolo si chiamano, che poi mi sembrano identici, secondo me è la stessa casa, che sono fantastici, bellissimi, ne ho trovati addirittura più modelli che per me servono alla perfezione, quelli col cesso in coda per capirci, o con la dinetta in coda, comunque non col letto in coda, cioè non devono esserci letti, il letto deve essere solo basculante, però hanno le pareti in legno, accidenti, io non voglio qualcosa con le pareti in legno. Cioè adesso i camper nuovi li fanno tutti in poliestere, no? Cioè esterno in vetroresina, interno in poliestere, quindi completamente antimarcibili, diciamo, no? C'è una lì in macchina in parte, cioè, mi sento un po' come se quando fanno quelle trasmissioni TV, no? Che c'è il palco che ti ascolta. Cioè buono cazzo, molto buono. Applaudisca signorina quando è ora, eh. Giovedì 21 giugno 2018, nero e stranero, no di carnagione perché non vado mai in spiaggia, ho passato tutta la mattina in ospedale, se per il discorso della zecca, non so quante visite ho da fare, cioè che tra l'altro ogni volta ti sposti di 1000 uffici, 1000 riparte, vai di qua, vai di là, torna giù, torna su, vai a pagare, porta di qua, porta di là, sono arrivato tipo a 300 euro e ancora non devo fare un cazzo. La visita per, no la visita, l'operazione per toglierla è stata messa a febbraio 2019. Sai, io gli ho detto anche all'infermiere, le ho detto guarda io a questo punto cioè, lascio perdere veramente, cioè proprio non, mi demoralizza, cioè se uno dovesse avere una roba un po' più grave cioè si lascia morire a questo punto perché veramente non avrebbe le forze per continuare. Io in realtà niente, ho bestemmiato tutta stamattina, ho fatto un po' di tiri da matto perché dopo sai tra il caldo e tra il tutto che ti carichi è una roba assurda sta roba, cioè andare avanti boh, so, tipo una decina di visite, analisi del sangue, cioè fai tutto in un posto, cioè capisci? E vai a Caorle, vai a San Donà, vai a Portogruaro, cioè mi sto prendendo un casino di permessi di lavoro, in più ci vado anche al sabato, è un disastro, è già 300 bombe di visite, per cosa? Per un cazzo, perché nessuno sa un cazzo, nessuno... Sì, io semplicemente non ho parole, basta. Ripeto, sai, io non sono uno che si lamenta, però qua, porca troia. Stanno facendo veramente di tutto per farmi lamentare. Vabbè dai. Allora ragazzo, che succede? Niente, devo andare a fare una visita qui a Caorle al poliambulatorio, no? E allora colgo l'occasione. Andiamo in spiaggia. Allora, asciugamano, costume lo mettiamo subito e custodia la GoPro con il piccio qua che non si sa mai. E i miei occhialetti ancora da provare. Andiamo. Ah, sai dove siamo qua? Qua siamo? Sembra un campo rom, invece no. Questo qua è l'Eco Park di Caorle, è un enorme parcheggio gratuito dove di solito si mettono sempre tanti camper, no? In teoria c'è anche una navetta sempre gratuita che ti porta in centro, il centro è di là e noi ci andiamo in bici, quindi sì.
poi dici interessante il fatto che Yuri va in spiaggia, io direi di no, però vedi, a volte può essere interessante ad esempio una filosofia con la quale tu dici sì, devo fare una visita medica, però colgo l'occasione, visto che siamo comunque in un bel paesino, di farci il giro in città in bici, di andare in spiaggia, quindi insomma vedi, la giornata prende tutt'altra piega, no? Beh dai, alla fine hanno detto che dopo, nonostante le fritture di ieri, ancora sani siamo. Quanto amo andare in bici. Cazzo, tiepida l'acqua, che strano. Io vado come i vecchi a camminare qua. No, quel cacchio, i miei giocattoli. Eccoci tornati. Ho già rotto le balle andare a stare in spiaggia. Invece guarda qua cosa c'è, guarda. Qual è il camper più bello, qual è il camper più zingano. Eccolo là, guardalo, color zingano, bellissimo, che spicca tra tutti proprio. Ce n'è uno lì che è molto carino, andiamo a vederlo. No, questi no, non mi piacciono. Non mi piace, no, vedi, questi non mi piacciono, cioè con tutto rispetto, ma questi non mi piacciono. Quello lì è troppo grande, quell'Himmer là sì, quello del motorhome è molto bello. Eccolo qua, questo mi piace un casino. Profila, molto bello questo, piccolissimo, bellissimo, cavolo. Chissà se ha la doccia separata. Bello, accidenti. Euromobil Profila, dopo vado a vedere su internet. È cortissimo, è più corto del mio, è una roba incredibile questo. In più avrebbe anche il gavone, cavolo. E che secondo me dentro è la claustrofobia, accidenti. Troppo grandi, non piace. Questo Cartago qua cos'è? No, non mi piace. Non mi piace niente, sono sofiste come. Un altro scarrozzo come il mio, lì a destra. No, non piace. No. Ciao Fufi, è il solita, sa. Che cancari. Bello questo, 50 River, guarda che colori. Bello cazzo, Burstner 55. Anche quello me lo guardo. Burstner 55.